E noi andiamo subito a vedere invece che cosa sta succedendo nella miniera di Nuragi Figus, dove l'occupazione è arrivata ormai al quinto giorno. Sino a pochi minuti fa la situazione sembrava oggi più tranquilla rispetto a ieri, dove ci sono stati momenti di tensione, ma vedo il nostro inviato Paolo Mastino. Paolo, dunque è successo qualcosa proprio poco fa? Sì, Flavia, cresce la tensione. Pochi minuti fa infatti due operai che si trovavano a meno 373 metri nella galleria insieme agli altri hanno deciso di occupare un'altra parte della galleria che si trova più in basso, a meno 400 metri, hanno deciso che resteranno lì fino a quando non arriveranno notizie positive. Tutti gli ospiti nella galleria principale, dicevamo quella a meno 373 metri, sono stati fatti risalire in tutta fretta. Lì si trovano ancora gli altri minatori, sono intervenute anche le squadre di soccorso. Io chiedo a Luigi Marotto cosa sta accadendo adesso. Adesso sta accadendo che due lavoratori hanno perso la testa, sono scesi a fondo pozzo dove praticamente c'è la raccolta delle acque e dei fanghi dell'acqua della miniera. È una zona molto, molto brutta perché l'acqua è putridra e sicuramente sono in una posizione veramente di pericolo. Siccome non hanno detto che sarebbero rimasti lì fino a quando non avranno notizie da Roma, allora abbiamo deciso come RSU di mandare giù un gruppo di lavoratori piuttosto corpulenti in maniera tale che li facciano desistere o con le buone o con le cattive. Speriamo allora che finisca tutto bene. Ora vi mostriamo il servizio che abbiamo realizzato stamane. A parlare sono i giovani minatori della Carbo Sulcis. Io sono entrato nel 2007, quindi poco più di 5 anni. Aggiusto le pale meccaniche, ruspe, quelli che utilizziamo giù in sottosuolo. E in più scendo a collaudarli magari giù nel sottosuolo. Fabio e Francesco sono due giovani minatori di Nuragi Figus, hanno appena scoperto la lotta per il lavoro. Io sono entrato nell'86 e già qua c'erano dei problemi grossi. In pratica sono entrato che stava chiudendo. Ancora adesso mi trovo in una situazione dove abbastanza vantaggiosa, mi manca un anno e mezzo ad andare in pensione. L'argano gira ancora, la gabbia torna giù, quinto giorno a 373 metri sottoterra, ma le parole di solidarietà e conforto del Presidente della Repubblica Napolitano hanno rasserenato gli animi. Sicuramente ci fa piacere sapere che lo Stato è vicino alle nostre problematiche, comunque c'è attenzione, ci fa piacere vedere che c'è tanta attenzione. Ora si aspettano delle risposte, ovviamente siamo un po' fiduciosi. Ora cresce l'attesa per il vertice di domani a Roma al Ministero dello Sviluppo Economico, ma il sottosegretario De Vincenti, oggi a Radio Anch'io, ha ribadito che il progetto che prevede lo stoccaggio di anidride carbonica nel sottosuolo, così com'è, è troppo oneroso per lo Stato e ha invitato la Regione Sardegna, proprietaria della Carbo Sulcis, a presentare un progetto più realistico. Qui nella miniera domani mattina arriveranno per portare la loro solidarietà ai minatori, operai, cittadini e rappresentanti delle istituzioni da tutto il Sulcis Iglesiente. Vi do un ulteriore aggiornamento, come vedete alle mie spalle è arrivata un'ambulanza, speriamo che non sia necessaria, crediamo che sia solo per motivi di precauzione, così? Beh, per motivi di precauzione, poi siccome lì adesso ce ne sono quasi un'ora, insomma non vorrei davvero che precipitasse la situazione. Vi daremo maggiori aggiornamenti nel corso del giornale e anche nel corso delle prossime edizioni, chiaramente. Qua oggi è anche però la giornata della solidarietà, perché sono arrivati i minatori di Silius, sono arrivati gli operai della Rockwool, una fabbrica di Iglesias ormai chiusa, loro sono tutti in mobilitazione. L'importanza del fatto che questa miniera non chiuda? È fondamentale per il Sulcis Iglesiente che questa fabbrica continui a produrre, anche perché oltre alla storia della Carbon Sulcis il territorio non se lo può permettere di certo. Qui parliamo sempre di operai dove poi dietro ognuno di loro c'è una famiglia, ci sono i figli, quindi potete immaginare come può essere devastante la chiusura di una struttura come la Carbon Sulcis. Siamo fortemente preoccupati, la tensione è molto alta. Io quest'incubo l'ho vissuto 3 anni fa, spero e mi auguro ai lavoratori della Carbon Sulcis che lo Stato riesca a fare quello che magari per noi non è riuscito a fare. Ed è quello che vi augurate un po' anche voi, insomma, perché qui cresce l'attesa per il vertice di domani. Beh, cresce l'attesa e siamo fortemente preoccupati perché i segnali che arrivano un giorno negativo, un giorno sembra un po' diverso, però segnali chiari ancora non ne sono arrivati.
Va bene, vi ringrazio, è davvero tutto. Vi dicevo, vi daremo maggiori aggiornamenti nel corso delle prossime edizioni per quanto riguarda questo ultimo fatto. I 2 operai che sono scesi a meno 400 metri si rifiutano di spostarsi da lì. Linea allo studio. Dunque, grazie a Paolo Mastino, restiamo in attesa di notizie un po' più confortanti e intanto c'è il ringraziamento che abbiamo appena sentito da parte dei minatori verso il Presidente della Repubblica per il messaggio di solidarietà e l'incoraggiamento. Napolitano conosce bene la situazione della nostra regione. Vorrei che i minatori del Sulcis, impegnati in una prova durissima, sapessero come mi senta profondamente partecipe della loro condizione e delle loro ansie. Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, non dimentica la Sardegna. Dopo l'appello di qualche mese fa per Alcoa, torna a far sentire la sua vicinanza con i lavoratori del Sulcis Iglesiente, martoriato dalla crisi. La loro storia, ha aggiunto il Presidente, è parte integrante della storia del lavoro in Sardegna ed è espressione specialissima di attaccamento alla loro terra e di impegno umano e professionale, anche nelle condizioni più pesanti, nell'interesse generale della regione e del paese. Il Capo dello Stato, che recentemente è venuto in visita alla Maddalena per le celebrazioni in onore di Garibaldi e ancora prima a Cagliari e Sassari per i 150 anni dell'Unità d'Italia, ha poi apprezzato la volontà di lotta dei minatori che manifestano per una causa di vitale importanza per ciascuno di essi e per le loro famiglie. In occasione della mia visita in Sardegna lo scorso febbraio e incontrando i lavoratori di tutte le aziende a rischio, dice ancora il Presidente, rilevai pubblicamente come la Sardegna sia stata colpita da una crisi che investe più che in qualsiasi regione un intero assetto produttivo e occupazionale. Napolitano ha potuto toccare con mano il dramma sardo. Lo conosce bene, per questo aggiunge un messaggio che è anche un invito a trovare nuove soluzioni per lo sviluppo. C'è la necessità, afferma il Presidente, di un profondo ripensamento delle politiche di sviluppo seguite nel passato e di rilancio su basi nuove e più solide dell'economia regionale. Questa esigenza è stata riconosciuta sia dal governo regionale sia da quello nazionale ed è in atto da mesi, ha osservato il Presidente della Repubblica, uno sforzo per aprire nuove prospettive. È chiamata in causa da più parti su queste lunghe vertenze per il lavoro e per l'industria in Sardegna. L'Enel oggi risponde e dice non c'è nessuna strategia per penalizzare la Sardegna. Tirata in ballo in tutte le principali vertenze sindacali sull'isola, l'Enel esprime solidarietà per i lavoratori sardi, ma anche fermezza nel respingere le accuse che le vengono rivolte da più parti, a cominciare dalla Carbosulcis. Noi stiamo onorando il contratto, che è un contratto quadriennale con la Carbosulcis, che è proprio in questi giorni in fase di rinnovo per il ritiro di quantità di carbone nazionale per poi la messa in dimora delle ceneri prodotte dall'utilizzo di questo carbone. Sono 300.000 le tonnellate di carbone di Nuragi Figus acquistate da Enel ogni anno, ma questa quantità non può essere incrementata a causa della scarsa qualità. Il basso potere calorifero e l'eccessiva percentuale di zolfo costringono infatti il più grande operatore elettrico d'Italia a miscelare il prodotto con il carbone reperito in altre parti del mondo. Sul punto però il vicepresidente di Assocarboni, Rinaldo Sorgenti, spiega che con le moderne tecnologie il prodotto di Nuragi Figus in realtà può essere utilizzato. Sul piano integrato del Sulcis per la cattura e lo stoccaggio di CO2, l'Enel attende il bando di gara internazionale e chiarisce che il progetto non è in competizione con quello di Porto Tolle a Rovigo per la conversione dell'olio combustibile in carbone pulito. Su Euroallumina invece il rilancio della fabbrica dovrà passare necessariamente per la costruzione di una nuova caldaia a vapore. Troppo costosa l'eventuale ristrutturazione della centrale Enel Sulcis 2 di Portovesme e l'edificazione di un vapordotto. Passiamo ad Alcoa. Una delle ragioni per cui si dice che la multinazionale americana se n'è andata alla Sardegna è l'eccessivo prezzo dell'energia. Su questo Enel? Bisogna dire che in questo momento Alcoa paga il prezzo dell'energia nella media europea, grazie a meccanismi vari. Il costo dell'energia è lo stesso della media europea.